Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Si allineano i partecipanti alla prima corsa e la prima notizia è che Gerda Di Meletro non vuol saperne. Si va in partenza all'1 Greta Domi Rosa, Flavio Martinelli, 2 Gerda Di Meletro, Antonio Di Nardo, 3 Gursulo Jet, Lorenzo Baldi, 4 Maior Sisu, Andrea Farolfi, 5 Gobelin di Poggio, Pietro Gubellini, 6 Gorni Adaghi, Marco Stefani, 7 Gombitelli, Filippo Monti, 8 Galaxy Baba, Andrea Vitagliano, 9 Golden Jove, Maurizio Cheli. Gerda Di Meletro si è rimessa di trotto, lascia lì una ventina di metri, sbaglia, Gorni Adaghi, partiti. Sbaglia anche Gursulo Jet, va davanti Maior Sisu nei confronti di Greta Domi Rosa, mentre Gobelin di Poggio si sistema Numero terzo 3, avanti a Gursulo Golden Jet, Jove che è partito bene squalificato. dalla seconda fila. Si vanno a completare i primi 200 metri di corsa con Maior Numero Sisu 6, che ha Gorni preso Adaghi, l'iniziativa. squalificato. 15,4 per i primi 200 di corsa. Rallenta già Andrea Farolfi, insalchi al figlio di FaceTime Bourbon che porta in pista i colori della scuderia Chelsea. E dopo 400 metri di corsa è netto leader nei confronti di Greta Domi Rosa, Gobelin di Poggio, Golden Jove, Gombitelli, poi Galaxy Baba e Gerda Di Meletro. 31,8 per i primi 400 di corsa, fila indiana sempre guidata da Maior Sisu che passa in 48,3 sul piede dell'1,20,5 i primi 600 metri di corsa. Una pura marcia di trasferimento, quella che i cavalli stanno percorrendo, e il primo giro se ne va in 1,4,1. Maior Sisu sempre in vantaggio su Greta Domi Rosa, poi Gobelin di Poggio, ancora Golden Jove, Gombitelli, Galaxy Baba e Gerda Di Meletro. 1,22 per il primo chilometro a passo costante, imposto da Andrea Farolfi in salchi a Maior Sisu, che al passaggio davanti alle tribune continua indisturbato. Greta Domi Rosa sempre in seconda posizione, in terza Gobelin di Poggio. Non è cambiato nulla sin dal primo metro. Una frazione in accelerazione ora davanti alle tribune, c'è un 15,3. Si va sulla curva di destra con sempre Maior Sisu a guidare le operazioni, Greta Domi Rosa che lo segue diligentemente, un altro 15,3. Sono 36 per questi 400 metri non scritti, Maior Sisu, Greta Domi, Gobelin che si affaccia anticipando Golden Jove che poi arriva di dentro, quindi dalle retrovie sempre Gombitelli e Gerda Di Meletro, il miglio passato in 2,6 da Maior Sisu che cambia marcia, accelera con decisione, guadagna 3 lunghezze a Greta Domi Rosa, la lascia sul posto, Maior Sisu in netta evidenza all'ingresso della dirittura d'arrivo, Greta Domi Rosa in seconda posizione avanti a Golden Jove e a Gobelin di Poggio. Nel finale Maior Sisu viene a vincere come vuole da un capo all'altro. Al secondo posto finisce Golden Jove, al terzo Greta Domi Rosa. 30 spaccato ad arrivare, 34 il penultimo quarto, c'era un 15,3 prima, per cui uno 15,7 per l'ultimo chilometro di Maior Sisu. Andrea Farolfi in salchi, Walter Zanetti al training, la scuderia Chelsea alla proprietà di questo figlio di FaceTime Bourbon di nascita svedese che si presenta molto bene, debutto convincente per Maior Sisu. Andrea Farolfi, Walter Zanetti, la scuderia Chelsea, il numero 4 al primo posto, al secondo il 9 di Golden Jove, al terzo l'1 di Greta Domi Rosa.